Renato, dopo il 7 agosto della festa dei capponi, un'altra tradizione locale molto sentita dai sandonatesi è quella della festa della Puenta Bianca, che si tiene il weekend successivo a quello delle fiere del Rosario. Nel 2023 si sente ancora questo bisogno di tradizioni di una volta? Ora più che mai. Sapete anche voi che il Covid, 3 anni di fermo, ha fatto sì che la gente abbia voglia di uscire, di assaggiare, di trascorrere il tempo in compagnia e anche di rinnovare le tradizioni enogastronomiche del nostro territorio, perché qui siamo una terra di mezzo, né mare né montagna né collina, quindi tutto quello che abbiamo di bello noi lo dobbiamo esaltare e fare in modo che la gente lo apprezzi. Nel programma ricco anche quest'anno, tante frazioni presenti della città, palio delle carriole, altra tradizione, quindi una manifestazione che continua sempre a crescere e aggiunge sempre tasselli nuovi di anno in anno. Quelli di quest'anno quali sono? Quello più importante di quest'anno è il Polenta Tour, una cosa nuova perché voglio che diventi una tradizione in modo che la gente possa approcciarsi proprio all'assaggio della polenta non solo durante la festa della polenta ma durante tutto l'anno. Quindi hanno aderito già un po' di ristoratori, abbiamo predisposto degli adesivi con il logo della Proloco di San Donà con su scritto Polenta Tour 2023, loro lo esporranno all'entrata del ristorante e poi il cliente quando va può chiedere un assaggio di polenta bianca con la pietanza che propone il ristoratore. Ristoratori, sì, uno sguardo anche al fluviale però. Sì, il mio sogno è quello di riuscire a far venire una motonave qui al nostro attracco in Parco Fluviale e poi fare un giro lungo il Piave, ammirando le bellezze naturali del Piave, degli argini, tutto quello che c'è nel lago Lena e arrivare a Cortellazzo facendo degli assaggi anche in barca con polenta e logicamente senza utilizzare pane, solo polenta.